D'Antoni con le mani. C'è la sponda che riesce a Mortillaro per la corsa di Romano. Romano però fermato. Ancora Romano arriva sul pallone e lo tiene. Propone il cross, c'è una deviazione. Poi la corte col sinistro. Cerca subito di fiondare verso la porta. Conclusione sul fondo. Lancio di Barone, anche questo sbagliato. Sollena. Il tacco da parte di Santoro. Poi Mortillaro allunga la falcata. Mortillaro con i piedi. In questo caso Polizzi, poi l'azione è ancora buona. Romano incrocia ancora. Polizzi. Fare male con i loro interpreti. Intanto battuta ancora lunga alla ricerca di Brusca che parte sul filo del fuorigioco. Brusca sull'esterno della rete. Primo tentativo di una certa importanza da parte dell'ATF. Santoro col guizzo, palla per Mortillaro. Mortillaro in avanti, colpo di testa di Mazzola sui piedi di Gowa che avanza. Gowa il dribbling, Gowa poi prova a piazzarla. È un gol splendido quello di Anderson Gowa che sblocca la partita del Santo Canale e porta in vantaggio il CUS Palermo. Una parabola straordinaria da parte di Gowa che porta avanti i suoi. Il primo realizzato contro il Buonpastore domenica scorsa. Romano prova ad andare contro Mazzola, propone al centro, c'è Mortillaro, Mortillaro stop e tiro, palla fuori, cerca anche di scaldare il suo piede. A livello tattico, tanto attenzione alla palla persa. Santoro converge, il sinistro di Santoro smanaccia in calcio d'angolo Polizzi. Romano si propone in proiezione offensiva Vitrano. Poi Romano in area, Romano salta un avversario, Romano a tu per tu con Polizzi, chiuso. Al momento di calciare qui Mortillaro incrocia col destro e la palla che si perde di pochissimo fuori. Azzarda un dribbling e perde palla il terzino. E allora Brusca, Filicicchia, si chiude il triangolo, Brusca sul fondo, mette al centro, Dautilia, chiuso Dalo Piccolo che alza il muro. Quindi poco meno di un quarto d'ora alla fine. Battuta corta da Moglie su Santoro. Moglie rientrato dal fuorigioco. Ancora Moglie, se la porta sul destro, la piazza. La palla non esce di molto. Lui che è mancino puro ci ha provato lo stesso. Corrao con la palla messa al centro Dautilia. Il miracolo di Anzalone a tenere avanti il CUS. Grandissima parata questa, il quale poi riesce anche ad allontanarla, forse subendo anche fallo. Scaccianoce dopo il buco di Benedetto. Palla in profondità per Dautilia. L'uscita di Anzalone è perfetta, visto che nega l'1-1 all'ATF. Mezzo da giocare, forse qualcosa in più. Moglie la gioca all'interno dell'area di rigore per il tiro. È la rete del 2-0. La rete che probabilmente chiude i conti. E ci ha pensato Trapani a segnare la rete che forse regala altri 3 punti al CUS Palermo. Trapani poi cerca di passare Scaccianoce ma viene fermato. Trapani, controllo, va giù senza subire fallo e per l'arbitro basta così. Vince ancora il CUS Palermo che ottiene 3 punti importanti contro l'ATF. I gol di Gowa all'11° del primo tempo e di Trapani